L'obbligo di utilizzo delle mascherine resta nei reparti con pazienti fragili, addio al dispositivo invece negli spazi comuni come bar, mense, sale di stazionamento. Questo è il senso dell'ordinanza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, valida a partire dal 1° maggio per pazienti, personale e visitatori. Resta quindi la prescrizione nelle aree ad alta intensità di cura dove sono presenti soggetti anziani e immunodepressi. A identificarle saranno le stesse direzioni sanitarie che avranno ampi spazi di manovra anche nell'individuare le zone mascherina free. Prevale la massima cautela poi negli hospice, nei centri riabilitativi e nelle case di riposo. Credo sia giusto proprio perché è una disposizione che diventa faticosa, lo vedo anche nel mio ospedale, no? La gente entra negli spazi dove appunto il rischio è minimo o comunque molto simile a quello della vita comune e quindi no, significa far perdere il valore dell'uso della mascherina, sicuramente fondamentale nell'RSA per gli operatori, per i visitatori, perché lì appunto ci sono e ci saranno i nostri nonni, un po' a volte purtroppo acciaccati. Piena discrezionalità avranno i medici di base e i pediatri nei loro studi e sale d'attesa. Quanto ai tamponi per l'accesso al pronto soccorso, anche qui la decisione spetta agli ospedali, quindi direzioni sanitarie e autorità regionali. Esentati dall'obbligo di mascherina bimbi sotto i 6 anni e persone con disabilità e difficoltà comunicative. Se l'ordinanza ministeriale faccia chiarezza o meno lo diranno le prossime ore. Intanto il presidente della regione fissa un principio generale. E bisognerà comunque fare ancora attenzione, nel senso che è fondamentale capire che comunque le infezioni, finito il Covid, sono sempre uno degli elementi che ci preoccupa di più, anche perché la sfida in sanità saranno le infezioni ospedaliere e l'antibiotico resistenza, quindi queste saranno le due grandi sfide per il futuro.